Amici appassionati di futsal, buonasera, il saluto vi arriva da Mattia Esposito e dal Pala Lavinium di Pomezia. Atto numero 4 di questa Serie A Quinto, si sfidano in questo derby Fortitudo Pomezia ed Ecocity Genzano, due delle deluse della terza giornata di campionato. Sono arrivate due sconfitte diverse, se vogliamo, sotto alcuni punti di vista, ma che insomma hanno lasciato il segno, perché la Fortitudo è andata a KO sul campo del Capurzo, una sconfitta pesante, una Fortitudo che comunque sta cercando di ritrovare i suoi equilibri e che soprattutto deve affrontare questa partita ancora con l'assenza di Lugero, out per un infortunio muscolare, e poi c'è da recuperare in un certo senso anche il lungodegente Raubo, che non sarà di questa partita. Ecocity, che invece aveva in pugno la gara nello Sky Match contro il Napoli, avanti 2-0, la squadra di Collini si è fatta rimontare e superare nel finale con il portiere di movimento del Napoli. Seguiamo però questa partita, andiamo a dare uno sguardo a quelli che sono i due quintetti. La grande novità per Fulvio Collini è che in quintetto c'è Edoardo Di Ponto tra i pali insieme a Taborda, Micheletto, Mateas Barrichello e Julio De Oliveira. Dalla parte opposta ci sono invece Tiaghigno e attenzione perché subito portiere di movimento per la Fortitudo, mossa molto interessante questa di David Ceppi, con Bueno, Matteus, Michelangelo, Tiaghigno e Dudu. Attenzione subito dunque alla mossa di David Ceppi che schiera il portiere di movimento. È chiaro che la Fortitudo ha rotazioni limitate qui al Pala Lavinium. Vediamo se sarà premiante la scelta di David Ceppi. Quel pallone in avanti per Bueno che lascia il campo a Mulitierno. Adesso quintetti standard in campo da una parte e dall'altra. Micheletto, Barrichello in buca dentro per Julio De Oliveira, Taborda. Il tocco di Barrichello per Micheletto. Barrichello la pizzica con l'esterno, doppio scambio con Leonardo Micheletto. Lui con un gol e un assist ha provato ad imprimere il suo marchio nella gara che vi stavamo raccontando poc'anzi, persa 3-2 dall'Ecocity contro il Napoli. Taborda liberato da Barrichello, arriva la chiusura di Tiaghigno, sarà rimessa laterale per l'Ecocity. Se ne sono andati i primi 40 secondi del primo tempo. Siamo in diretta sulla pagina, sul canale YouTube della divisione calcio a 5 per raccontarvi questa sfida tra Fortitudo ed Ecocity. Barrichello calcia addosso a Michelangelo, praticamente dalla parte opposta, altra rimessa laterale in arrivo per i ragazzi allenati da Fulvio Collini. Micheletto prende la corsia centrale, calcia col mancino, poi De Oliveira in ritardo su Matteus, non c'è fallo, sarà rimessa laterale per l'Ecocity. Qui andiamo a rivedere la conclusione mancina di Leonardo Micheletto. Micheletto scodella per la conclusione al volo di Pablo Taborda, prova a scaldare il destro numero 14, stavolta la sua conclusione al volo va alta sopra la traversa. Saranno le mani di Mulitierno, capitano, è uno dei simboli di questa Fortitudo. Tiaghigno, Michelangelo, prova a salire la pressione dell'Ecocity. Matteus, corsia centrale, pallone per Tiaghigno, forte su di lui Julio De Oliveira che induce Tiaghigno all'errore. Sarà corner per l'Ecocity. L'impronta dell'Ecocity in questa prima parte di partita è chiara: dare pressione alta alla Fortitudo, anche per impedire alla squadra di David Ceppi di schierare il portiere di movimento. Micheletto, Taborda, Barrichello, portare il pallone numero 24, prova ad imbucarlo, lo fa male però per Leonardo Micheletto. Fortitudo che può ritrovare il possesso, fuori Dudu, dentro uno degli ex di questa sfida, ovvero Matilara. L'altro è proprio Leonardo Micheletto. Mulitierno in avanti, non trova nessun destinatario, il lancio lungo del portiere della Fortitudo e allora Di Ponto ha già fatto ripartire l'Ecocity. Fischio degli arbitri, Mulitierno ferma il gioco, deve allacciare le scarpe. 1 minuto e mezzo, poco meno, giocato in questo primo tempo. Ancora 0-0, ha provato subito a partire con il portiere di movimento David Ceppi, mossa interessante.
però non ancora riproposta in questo avvio di gara. C'è da attendere il fischio degli arbitri per far ripartire il gioco. Sarà possesso Eco City con il pallone scodellato per Micheletto che va da Pablo Taborda. Eccolo Micheletto, il movimento alle spalle di Mateus, di Julio De Oliveira. Molto interessante il duello tra Mateus e De Oliveira. Taborda, Micheletto, Taborda cambia lato e trova Mateus Barrichello. Surplus a sfidare Tiaghigno in 1 contro 1, poi apre con l'esterno proprio per Leonardo Micheletto. Taborda, De Oliveira, Barrichello pressato da Tiaghigno, non riesce a guadagnare campo l'Eco City che muove il pallone. Arriva adesso l'imbucata per De Oliveira, il taglio di Taborda, premiato però il rimorchio di Mateus Barrichello. 1 contro 1 su Matilara, saltato secco da Barrichello che prova a metterla in mezzo, blocca sicuro Molitierno. Mateus prova ad andare corto da Michelangelo. È chiaro che non avendo un pivot di ruolo potrebbe soffrire in maniera particolare la pressione dell'Eco City. La Fortitudo si sta adattando adesso Matilara in un ruolo che chiaramente non è il suo, anche perché di fronte c'è un cliente non esattamente semplicissimo come Pablo Taborda. Possesso Eco City, Micheletto, Barrichello muove il pallone, la squadra di Fulvio Colini. Micheletto, Taborda sbaglia il controllo, prova ad avventarsi sul pallone Tiaghigno, il pallone è buono però per Julio De Oliveira, murato da Mateus, possesso riconquistato dalla Fortitudo. Mateus, Michelangelo porta il pallone, strada chiusa e allora si transita ancora per i piedi di Mateus. Eccola l'imbucata per Matilara, è lui che deve far un po' respirare la squadra e dare soluzioni in profondità alla Fortitudo. Tiaghigno dentro da Matilara, spalle contro Micheletto, si appoggia su Michelangelo che chiede l'isolamento in quel lato di campo, poi transita per Mateus, l'imbucata dentro non era male per Matilara, non riesce a controllare il pallone con l'esterno. Il numero 27, le mani di Di Ponto a far ripartire l'azione dell'Eco City. Ancora 0-0, una conclusione al volo di Pablo Taborda e poco altro in questi primi 3 minuti e mezzo di primo tempo. Taborda, Micheletto con l'esterno ancora per Pablo Taborda. Barrichello, funziona comunque anche la prima linea di pressione della Fortitudo perché non riesce a sviluppare il gioco l'Eco City. Qui finisce a terra Tiaghigno che chiedeva un colpo al volto, poi ha spaccato la traversa Barrichello. Arriva un cartellino giallo per un membro dello staff della Fortitudo e qui abbiamo rivisto la sbracciata da parte di Barrichello. Gli arbitri hanno lasciato correre Barrichello, ha calciato fortissimo col destro colpendo la traversa. Un Molitierno che sembrava battuto dalle proteste che ne sono scaturite dopo. È arrivato un cartellino giallo. Lara prova a sfidare Taborda che lo chiude in rimessa laterale. Campo per Barra, gli sta dando minuti fin da subito Fulvio Colini. Dudù prova ad arrivare a calciare, deviazione, corner per la Fortitudo. Sarà proprio Dudù ad incaricarsi della battuta, lui lanciato in Italia dall'acqua e sapone. Pallone imbucato dentro per Lara, aveva trovato spazio nella difesa dell'Eco City. Si lamenta qui Fulvio Colini con Pablo Taborda che adesso va a riposarsi in panchina. Al suo posto Felipe Toni Dandella. Nemma, anche lui appena entrato in campo, prova ad imbucare dentro per Barra. Fuori misura l'imbucata di Nemma. Adesso Barra, Nemma, Canale, Taborda, stravolto praticamente il quintetto dell'Eco City. Nemma riconquista, va dentro da Barra, bravissimo Molitierno. Barra forse ha acciccato il pallone,
poteva diventare molto molto insidiosa questa traiettoria per Moliterno. Bravo ad andare giù velocemente e ad allungare in corner. Canal calcia, Barra non riesce nella deviazione. Le mani di Moliterno a far ripartire la Fortitudo. Pallone alzato per Matti Lara che prova a contenderlo a Felipe Tonidandel. È chiaro che Lara ha un compito non esattamente facile, chiuso diciamo così tra Tonidandel e Taborda, due giocatori molto molto esperti. Nemma a portare il pallone, apre per Tonidandel, da una linea di passaggio riceve Mauro Canal. Tonidandel, Nemma prova a sfidare in 1 contro 1 Lorenzo Bueno. L'imbucata di Barra per Nemma, l'ultimo tocco è proprio di Bueno e la rimessa laterale sarà in favore dell'Eco City. Se ne sono andati, sono praticamente volati i primi 5 minuti di partita qui al Pala Lavinio, ma ancora 0-0 tra Fortitudo ed Eco City. Canal pronto a battere la rimessa, imbuca dentro per Nemma, perde un giro Dudu, lo punisce Nemma. 15 minuti 5 secondi, si sblocca la partita al Pala Lavinium, ha segnato l'Eco City con Nemma. 1-0. Qui andiamo a rivedere la rimessa laterale. Né Dudu né Michelangelo hanno preso in consegna Nemma, troppo facile per il giocatore dell'Eco City con il piattone depositare alle spalle di Moliterno il gol che regala il vantaggio all'Eco City. E come molto spesso accade nel futsal, partite bloccate, tattiche come questa in avvio possono essere sbloccate con una palla da fermo. Qui Tonidandel in rimessa laterale, anticipa Lara, sarà ancora possesso Fortitudo. Bueno, Dudu, Bueno, surplus, puntare Mauro Canal. Dudu apre per Michelangelo, è lui adesso che può sfidare in 1 contro 1 Nemma. Prova a rientrare Michelangelo, fa buona guardia su di lui Nemma, costretto ad indietreggiare il numero 14 ad appoggiarsi su Moliterno. Le indicazioni di David Ceppi, pallone imbucato dentro per Dudu che è bravo ad addomesticarlo, costretto però a tornare indietro sulla pressione di Barra. Michelangelo, Lara la tocca di prima per Lorenzo Bueno. Barra dopo il tocco di Canal riesce a tenere in campo il pallone e poi arriva il fallo commesso da Michelangelo. Partita che si è sbloccata con il mancino sotto misura di Nemma sugli sviluppi di una rimessa laterale. Gol che ha portato al vantaggio dell'Eco City. Prova a muovere le pedine, le poche pedine che ha a disposizione quest'oggi in panchina David Ceppi. Un po' di riposo per Michelangelo dentro, torna in campo Matteus. Canal, c'è Lorenzo Bueno su di lui, si appoggia all'indietro da Tonidandel. Barra, forte la pressione su di lui di Matteus. Barra in qualche modo difende il pallone, non si scompone Barra e poi Matteus a palla lontana va a commettere fallo su Federico Barra. Si lamenta Colini in panchina che chiedeva forse un cartellino giallo. Cartellino giallo che è arrivato, lo avevamo perso, dunque ammonito Matteus, il primo cartellino giallo sventolato in questa partita per il centrale della Fortitudo. Calcio di punizione battuto da Mauro Canal per Felipe Tonidandel. Canal dentro da Barra, difende e prova ad appoggiarsi su Nemma, ma è più bravo di lui Matteus a chiuderlo in rimessa laterale. È chiaro che per Matteus adesso cambia un po' la partita dopo questo cartellino giallo, dovrà prestare molta attenzione. Tonidandel preferisce tornare all'indietro da Nemma,
Colini chiede alla sua squadra di aprire il campo. Canal con il petto prova a scambiare con Barra, buona combinazione qui sull'asse Canal-Barra. L'ultimo tocco è proprio di Mauro Canal, sarà rimessa laterale per la Fortitudo. Sono volati i primi 7 minuti di primo tempo qui al Pala Lavinium. Per il momento decide il gol di Nem. Mateus dentro da Bueno. È chiaro che a turno i giocatori della Fortitudo stanno provando ad adattarsi, come sottolineavamo in precedenza, nel ruolo di pivot. Nem. Barichello dentro da Tony Dandella, spalle alla porta, si appoggia su Nem che di tocco va proprio da Barichello. Situazione di isolamento per il numero 24 che va dentro da Barra, pressato da Mateus che è bravo a chiuderlo. Poi l'uscita di Molitierno chiama il cambio. Barra pronto a tornare, Julio De Oliveira al suo posto, fa uscire bene qui il pallone Tiaghigno, ma Nem lo sfila a Dudu che rimonta e chiude in rimessa laterale. Fuori Tony Dandella, dentro Taborda, tra poco fuori Barra, verosimilmente dentro Julio De Oliveira. Barichello a portare il pallone su Bueno, bucata troppo forte per Nem. Fuori Barra, dentro De Oliveira, fuori anche Nem. Torna Leonardo Micheletto. Bueno. Mateus va dentro da Tiaghigno. Buono lo scarico su Bueno che ha spazio per calciare. Il primo vero squillo della Fortitudo con il mancino di Lorenzo Bueno. Barichello ha ricevuto da Pablo Taborda. Micheletto fischiatissimo dal pubblico del Pala Lavinium. Taborda, Barichello prova a sfidare Dudu, poi cambia lato e transita ancora per i piedi di Capitan Pablo Taborda. 1 contro 1 su Matilara, rientra Taborda, poi preferisce appoggiarsi su Barichello che chiede l'isolamento e poi torna da Taborda. Micheletto dentro da De Oliveira, pallone di ritorno per Micheletto che ha provato ad arrivare con il destro. Fuori Dudu, dentro Michelangelo, rotazioni veloci per David Ceppi. Non vuole dare più di un paio di minuti, 2-3 minuti a ciascuno dei suoi giocatori in campo. Lara, Mateus, ancora Matilara. Prova a portare il pallone, viene chiuso da Taborda, prova a calciare, Taborda tocca, sarà corner per la Fortitudo. Fortitudo che deve provare a capitalizzare anche queste occasioni su palla da fermo, come ha fatto Lecco City in occasione del gol del vantaggio. È proprio Matilara che va ad incaricarsi, anzi è Tiaghigno che si incarica della battuta del corner. Alza la testa Tiaghigno, prova ad andare dentro da Matilara. La deviazione di Barichello, si riparte dalla stessa posizione e da un calcio d'angolo. Michelangelo calcia, De Oliveira in scivolata, lo chiude in rimessa laterale. Rimane in possesso ma perde un po' di campo la Fortitudo. Tiaghigno, Mateus con l'esterno per Matilara che difende il pallone. Tiaghigno prova a puntare Barichello che gli sfila la sfera. Barichello prova a piazzarla, provvidenziale Molitierno che ha fatto 2 passi avanti, è andato a chiudere lo specchio della porta a Mateus Barichello. Pallone scodellato per Taborda che non se la sente di calciare al volo. Trova De Oliveira che di punta batte Molitierno, raddoppia Lecco City. 10 minuti 49 secondi, 2-0 ha segnato Julio De Oliveira. Andiamo a rivedere qui lo sviluppo dell'azione. Altruista Taborda che non calcia, trova il buco centrale per servire De Oliveira ed ecco City avanti 2-0 qui al Pala Lavinium. Michelangelo porta il pallone su Micheletto,
isolato in una posizione di campo pericolosa, poi sbaglia il tocco per Matilara. De Oliveira calcia, Moliterno attento sul primo palo, Tiaguinho trova Matteus che ha un pochino di campo da attaccare, poi imbuca dentro da Michelangelo, circondato da giocatori dell'Eco City. Alla fine sarà rimessa laterale per la Fortitudo quando mancano 18 secondi alla metà di questo primo tempo. Prima Nemma, poi De Oliveira, avanti 2-0 l'Eco City. Dentro l'imboccata per Matilara, troppo lunga, non può arrivarci il numero 27. Saranno le mani di Edo Di Ponto a far ripartire l'Eco City. Barrichello dentro da Julio De Oliveira, pressato da Matteus, torna da Pablo Taborda. De Oliveira, Micheletto alza la testa, vuole servire il pallone a Barrichello che stava per coordinarsi per una rovesciata, poi Barrichello forse in ritardo commettendo fallo su Matteus, fallo non ravvisato dagli arbitri. Allora si gioca con Micheletto che imbuca dentro per De Oliveira, ancora bravo in chiusura Matteus, che di fatto nell'unica occasione in cui si è un po' perso De Oliveira è stato punito dal giocatore dell'Eco City. Lara, Dudu, Tiaguinho, ancora per Dudu, Tiaguinho ancora, chiuso da Taborda. Dudu prova a cambiare lato per Matilara, puntuale in chiusura Pablo Taborda, fuori De Oliveira, torna Barra, Michelangelo forte e poi la conclusione di Dudu ad 1 centimetro dal gol del 2-1. Era partita molto bene la palla dal destro di Dudu. Qui andiamo a rivedere, sembrava comunque essere in traiettoria Di Ponto, ma altro squillo della Fortitudo. Qui l'imbucata dentro per Barra che non può mai arrivare su quel pallone. 8 minuti e 53 secondi, Fortitudo 0 Eco City 2. Nem e De Oliveira a stampare il 2-0 sui tabelloni del Pallalavinium. Partita ancora lunghissima, con tanti capitoli e tante pagine da scrivere, da vivere insieme in diretta sul canale YouTube della divisione calcio a 5. Barra si trascina il pallone in rimessa laterale. Occhio che arriva il time out chiamato dalla Fortitudo e da David Ceppi, che vuole parlare con i suoi, fargli prendere verosimilmente anche un po' di fiato. Dicevamo delle assenze di Lugero molto importante per la Fortitudo, di fatto tutte le assenze nello stesso ruolo per David Ceppi, perché sia Lugero che Raubo sono due pivot in grado di dare profondità alla squadra. E se per Raubo il discorso è ancora lungo in termini di recupero, Lugero si è fermato per un risentimento muscolare. Tornerà presto a disposizione di David Ceppi, che prova ad incoraggiare i suoi fine del time out. Fortitudo che riparte con Lara, Michelangelo, Dudu, ovviamente Moliterno tra i pali, e poi Lorenzo Bueno, Canal, Barra, Nem, Tony Dandelle e Di Ponto per l'Eco City. Michelangelo difende il pallone, cambia lato per Bueno che torna da Michelangelo, provano a scambiare i due, pallone alle spalle di Canal, di Michelangelo per la corsa di Bueno, ben contenuto da Canal con Di Ponto che lascia sfilare il pallone oltre la linea di fondo. Eccolo Di Ponto che prova ad andare lungo da Barra, anticipato da Moliterno che la pizzica in rimessa laterale. 8:24 da giocare in questo primo tempo. Nem De Oliveira a timbrare il momentaneo 2-0 per l'Eco City. Nem, Canal si porta il pallone sul sinistro, sembrava in controllo comunque Moliterno.
Abbiamo appena rivisto la conclusione di Mauro Canal, fedelissimo di Fulvio Golini. Moliterno lungo, colpisce il soffitto del Palalavenio, ma lo applaude comunque Ceppi. Rimessa laterale già battuta dall'Eco City con Nem in possesso. Barra si ritrova lì il pallone, provvidenziale Matilara ad immollarsi sulla conclusione di Barra su un pallone perso in uscita dalla Fortitudo. Altro pallone imbucato dentro, Miguel Angelo prova a far correre Matilara, è lì ad aspettarlo Nem che di testa si appoggia su Di Ponto. Nem non ha fretta ovviamente adesso di accelerare l'Eco City, che gestisce il possesso con Mauro Canal. 7 minuti 45 secondi. Nem dentro da Barra che prova di prima a girare verso la porta di Moliterno, poi difende su Dudu, arriva il raddoppio vincente di Miguel Angelo. Bueno prova a far correre Miguel Angelo, contenuto da Tony Dandel che si prende la rimessa laterale, ha provato a crederci comunque su questo pallone Miguel Angelo. Servita l'esperienza e la fisicità di Felipe Tony Dandel. Barra punta Dudu, lo salta, Dudu lo trattiene e attenzione perché arriva un altro cartellino giallo. Era stato saltato secco Dudu che ha trattenuto per la maglia Barra. Giallo che in termini di regolamento ci può assolutamente stare. Barra se n'era andato, Dudu lo ha capito, lo ha trattenuto per la maglia. Arrivato fallo e in allegato il cartellino giallo, secondo ammonito tra i giocatori di movimento della Fortitudo dopo Matteus. Le proteste di David Ceppi, episodio avvenuto proprio di fronte alla sua panchina. Sarà calcio di punizione per l'Eco City. Ovviamente vi invitiamo a seguirci, più avanti vi coinvolgeremo anche per scegliere l'MVP di questa partita. Canal lascia l'incarico a Micheletto in diagonale, aveva centrato lo specchio della porta ma è stato bravo Moliterno. Poi Miguel Angelo a dare pressione a Nem, costringendo di fatto il numero 10 dell'Eco City ad una palla persa. Tiaghigno, Matteus va dentro da Bueno, contenuto da Tony Dandella, chiedeva un fallo Lorenzo Bueno. Nem punta Miguel Angelo, poi cambia lato, transita per i piedi di Barra. Tony Dandella ancora per Barra. Canal, Nem, occhio qui al pallone insidioso di Nem in orizzontale per Canal. Si era avventato Tiaghigno, sicuramente è riuscito a pizzicarlo allungandolo oltre la linea di fondo, ma ha rischiato sicuramente qui l'Eco City. Canal, entrambe le squadre che si sono presentate a questa partita con 3 punti, frutto di una vittoria e 2 sconfitte nelle prime 3 giornate di un campionato però ancora lunghissimo. Canal, Nem, Canal sbaglia l'imbucata, il primo ad arrivare è Matteus che calcia Di Ponto, è bravo, rapido ad andare a terra e in 2 tempi bloccare la conclusione di Matteus. Tony Dandel prova ad andare lungo da Canal, adesso funziona la pressione della Fortitudo, applaude soddisfatto infatti David Ceppi. Qui abbiamo rivisto la conclusione di Matteus e la parata in 2 tempi di Edo Di Ponto. Pallone lungo per Bueno che è scivolato nel duello con Pablo Taborda, ringrazia comunque il suo compagno di squadra. Eco City che riparte da una rimessa laterale. Canal, Micheletto, Taborda, la solata per Mauro Canale e poi ancora Leonardo Micheletto, quasi al piccolo trotto. Adesso l'Eco City, Matteus recupera il pallone, riesce a servire Tiaghigno, corsia centrale imbucata per Miguel Angelo, di ritorno per Tiaghigno.
accarezza il pallone con il mancino, poi vuole sfidare in 1 contro 1 in banda Taborda, il pallone dentro per Lorenzo Bueno che finisce a terra. Non c'è fallo secondo gli arbitri, grandi proteste della panchina e del pubblico del Pala Lavinium. La conclusione di Canal, murata da Michelangelo in rimessa laterale. Occhio perché arriva un cartellino giallo, stavolta per credo Stefano Esposito, vice allenatore della Fortitudo. Chiedeva un calcio di rigore nell'episodio precedente che ha visto finire a terra Lorenzo Bueno, e intanto continua nelle proteste Esposito che viene espulso dall'arbitro. Dunque cartellino rosso per Stefano Esposito. Che adesso lascia il terreno di gioco. Era stato ammonito per proteste, ha continuato a protestare il vice allenatore della Fortitudo ed è stato allontanato dagli arbitri. Occhio qui che c'è un time out che era stato richiesto dall'Eco City. Ancora un po' di proteste sulla panchina della Fortitudo. Perché gli arbitri sembravano aver fischiato per far riprendere il gioco e poi lo hanno interrotto nuovamente per assegnare il time out che era stato chiamato da Fulvio Collini. 5 minuti 12 secondi, momento di tensione al Pala Lavinium con l'Eco City avanti 2-0 che adesso potrà battere un calcio di punizione con Pablo Taborda. Movimento di Micheletto, Taborda preferisce tornare indietro da Di Ponto. Micheletto pressato da Mattilara, riesce a trovare uno scarico su Julio De Oliveira che è bravo a far uscire il pallone per Pablo Taborda. Canal lungo, Micheletto non può mai arrivare sul lancio di Canal, Molitierno, Michelangelo spinto alle spalle da Pablo Taborda che commette fallo e si prende il cartellino giallo. Si è acceso anche il tono emotivo e fisico di questo derby al Pala Lavinium. Giallo per Pablo Taborda che è il terzo ammonito complessivamente di questa partita, parlando sempre di giocatori di movimento. Calcio di punizione per la Fortitudo, 4 minuti 50 secondi da giocare nel primo tempo. La conclusione di Dudu direttamente addosso a Julio De Oliveira. Lara riesce ad ottenere la rimessa laterale sulla pressione di Pablo Taborda. Tiaghegno calcia, ha colpito Michelangelo, però sfortunato Tiaghegno. E allora la rimessa laterale sarà per l'Eco City. Tiaghegno che era riuscito a liberare il sinistro, ma sulla sua traiettoria ha trovato un compagno di squadra. E allora De Oliveira a spalle contro Dudu che prova a contenerlo. Arriva il raddoppio vincente proprio di Tiaghegno. Pronto a tornare Matteus. Barichello, Micheletto, l'ultimo tocco è di Leonardo Micheletto che impedisce la ripresa del gioco alla Fortitudo e si prende anche questo, direi giusto in termini di regolamento, cartellino giallo.
secondo ammonito anche per l'Eco City. Leonardo Micheletto, l'imbucata dentro per Mati Lara, che prova a difenderla in mezzo a due giocatori dell'Eco City e tira fuori il massimo da quella situazione, ovvero una rimessa laterale. Buona giocata qui di Mati Lara. Si è andato via via riempiendo il palo Lavinium, ma occhio qui all'imbucata sul secondo palo per Matteo che finisce a terra. Ancora le proteste del pubblico e della panchina della Fortitudo. Fortitudo che riconquista con Tiaghigno, Lara, Dudu, Matteus, Tiaghigno, la finta per disorientare Taborda, poi il tunnel su Julio de Oliveira. Matteus, Dudu, Lara, Tiaghigno. Lara prova ad andare lungo da Dudu, che in qualche modo prova a controllare il pallone. Micheletto di petto, Taborda comodamente può controllare e far ragionare l'Eco City. Buona l'imbucata per Barrichello, controllo di petto e destro di prima intenzione, quasi di controbalzo. Ci ha provato qui Matteus Barrichello. Qui rivediamo la splendida giocata di Tiaghigno con il tunnel. Molitierno va corto da Matteus, Dudu, Bueno, Dudu alza questo pallone che non trova però destinatari, supera la linea laterale del campo, sarà rimessa per l'Eco City. Barrichello, Micheletto, Barrichello, un blocco di Micheletto a favorire Matteus Barrichello. Taborda, Micheletto prova il pallone di ritorno per Pablo Taborda, che riesce a controllare su Matirala, poi serve il taglio di Micheletto, fallo commesso da Lorenzo Bueno, che si prende un altro cartellino giallo. Ammonito anche Lorenzo Bueno, è il terzo cartellino giallo sventolato contro la Fortitudo. Matteus, Dudu erano già nell'elenco degli ammoniti, adesso anche Lorenzo Bueno. Chiaro che è una situazione da gestire per la Fortitudo, che ha commesso 4 falli di squadra contro 1 solamente commesso dall'Eco City. Poco meno di 3 minuti alla fine del primo tempo, un derby che si è acceso in questa seconda metà di prima frazione. Si è acceso da un punto di vista emotivo, fisico, dopo l'1-2 dell'Eco City, firmato da Nem e Julio de Oliveira. Con Ceppi che era partito col portiere di movimento, poi soluzione che non ha più riproposto, almeno fino a questo momento. Barrichello calcia, trova il corpo di Matteus e il calcio d'angolo. Micheletto scodella, Taborda al volo, sta prendendo pallonate adesso Matteus, che è andato a chiudere anche la conclusione al volo di Pablo Taborda. Rimessa laterale Eco City con Leonardo Micheletto, il taglio di De Oliveira, pallone scodellato, conclusione al volo di Barrichello, è lì ad aspettarlo però Molitierno, che imbuca dentro e poi sbagliato il tocco di Miguel Angelo.
ringraziamo tutti coloro che ci stanno seguendo in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio 5, diretta che ovviamente potete commentare anche per darci le vostre impressioni. Occhio qui al pallone imbucato dentro per De Oliveira, che chiedeva un tocco di Matteus. Tocco di Matteus che c'è stato, ma l'ultimo a toccare è stato sicuramente Julio De Oliveira. Molitierno in avanti, Miguel Angelo, Dudu, Bueno, Matteus va da Lorenzo Bueno che prova il numero, finisce a terra. Pallone che arriva in tribuna qui al Pala Lavinium. Stiamo per entrare negli ultimi 120 secondi di questo primo tempo. 2 gol di vantaggio per l'Ecco City, prima Nem, poi Julio De Oliveira. Matteus in diagonale non trova né la porta né la deviazione di Dudu e adesso Bueno va a prendersi un po' di riposo. Al suo posto torna Tiaguinho. Tony Dandel, buona chiusura di Miguel Angelo. Dudu pressato da Canal, Matteus si appoggia all'indietro su Molitierno, imbuca dentro per Miguel Angelo, anticipato da Nem. L'ultimo tocco è di Miguel Angelo, la rimessa laterale sarà in favore dell'Ecco City. Tony Dandel, Canal, Tony Dandel sbaglia l'imbucata per Barra, ma Fortitudo che in questa ultima parte di primo tempo è riuscita a prendere un po' di campo e ad essere maggiormente pericolosa. Molitierno dentro, Canal anticipa Matteus, Tiaguinho, Matteus, Dudu con una finta disorienta Nem, porta il pallone, poi viene rimontato proprio da Nem. Alla fine Canal, senza pensarci su troppo, sparacchia in rimessa laterale. Suonano i tamburi al Pala Lavinium con i tifosi della Fortitudo che provano a spingere i ragazzi di David Ceppi. 1 minuto 15 secondi, qui finisce a terra Miguel Angelo. Fallo speso da Federico Barra, che si prende anche il cartellino giallo, si iscrive all'elenco degli ammoniti anche Barra. Calcio di punizione lunga, rincorsa di Dudu. Direi elenco dei cartellini gialli in classico stile derby qui al Pala Lavinium. Dudu prova ad andare dritto in porta, Di Ponto attento, sicuro a dire di no alla conclusione di Dudu, e poi è così che non riesce ancora una volta ad appoggiarsi su Barra, ma sono decisamente aumentate le difficoltà dell'Ecco City di uscire dalla pressione della Fortitudo. Matteus gioca corto su Dudu, Tiaguinho vuole sfidare Canal, vediamo di chi è l'ultimo tocco, è di Tiaguinho. Ultimi 47 secondi di primo tempo. Tony Dandel va dentro da Barra che non riesce ad arpionare il pallone. Molitierno, Bueno controlla e si appoggia su Miguel Angelo. Matteus ancora per Lorenzo Bueno. Tiaguinho torna all'indietro da Miguel Angelo che imbuca troppo forte per Matteus.
veramente molto difficile da controllare quel pallone. Matteus ringrazia comunque il suo compagno di squadra, sarà rimessa per la Fortitudo. Vediamo se i ragazzi di Ceppi riusciranno a costruire qualcosa in questi 22 secondi che rimangono da giocare al termine del primo tempo. Matteus dentro da Lorenzo Bueno a duellare con Tony Dandel. Michelangelo calcia col sinistro, trova la deviazione e la rimessa laterale. Tiaghigno, Bueno calcia, c'è stato il tocco di Di Ponto, pallone che forse non era neanche indirizzato nello specchio, non si è fidato. Comunque Edo Di Ponto che in tuffo con la mano aperta ha allungato in corner. Tiaghigno, Bueno, pallone di ritorno per Tiaghigno che prova ad imbucare per Matteus, sempre possesso Fortitudo ma stavolta con una rimessa laterale a 9 secondi dalla fine del primo tempo. Bueno va indietro da Moliterno che alza la testa, vediamo se riuscirà a trovare Matteus. La chiusura di testa di Federico Barra è anche l'ultima giocata dei primi 20 minuti di gioco che vanno in archivio con l'Eco City avanti 2-0 in questo derby contro la Fortitudo. I gol di Nem e Julio de Oliveira. Noi ci prendiamo una piccola pausa, torniamo tra poco per raccontarvi il secondo tempo.
Rieccoci dal Pala Lavinium di Pomezia, secondo tempo in arrivo di questo derby tra Fortitudo ed Eco City. I primi 20 minuti dicono Eco City Genzano con i gol di Nem e Julio de Oliveira, altri 20 però da vivere insieme sempre in diretta sul canale YouTube della Divisione Calcio a 5. È stato un primo tempo dominato, se vogliamo, nella prima parte dall'Eco City, che ha fatto 2 gol, sembrava dare l'impressione di maggiore presenza e pericolosità. Con il passare dei minuti poi la Fortitudo ha preso campo, ha preso coraggio, ha creato un paio di situazioni interessanti, non è arrivato il gol. Chiaramente una partita che andrà valutata adesso in questo secondo tempo, perché sono poche le rotazioni a disposizione di David Ceppi. Chiaramente con il passare dei minuti aumenterà anche la stanchezza dei giocatori in campo e potrebbe avere in un certo senso gioco più facile l'Eco City. Presto però per dare giudizi e sentenze definitive, ce lo ha insegnato la partita proprio nel turno infrasettimanale tra Eco City e Napoli, una partita pazza che si è decisa negli ultimi minuti, con il Napoli che sembrava totalmente alle corde, poi trovato la zampata con il portiere di movimento per ribaltarla fino al 3-2. Attendiamo il fischio degli arbitri, dopodiché sarà secondo tempo di Fortitudo Pomezia Eco City. Fischio che arriva in questo momento. Si parte Nem in quintetto insieme a Tony Dandella, Canal de Oliveira e sempre Edo Di Ponto, Miguel Angelo, Matilara, Tiaghigno e Dudu invece per David Ceppi, sempre con Molitierno. Nem, De Oliveira la lascia lì per Canal, non era male questa trama dell'Eco City. Tiaghigno, Dudu, Tiaghigno, Miguel Angelo dentro da Matilara che chiedeva una spinta alle spalle legale, almeno secondo la lettura degli arbitri, da parte di Felipe Tony Dandel. Di Ponto, Nem che ha avuto il merito di farsi trovare pronto sugli sviluppi di una palla da fermo. Qui prova il sombrero su Miguel Angelo, che però ha letto in anticipo le intenzioni di Nem. Tiaghigno, il velo di Miguel Angelo, Dudu, Tiaghigno, Miguel Angelo ancora da Tiaghigno, cambia lato per Dudu che va dentro da Matilara, chiama il pallone Edo Di Ponto e lo controlla. Di Ponto che ha già rimesso in moto Nem. De Oliveira la lascia lì per Tony Dandel, Canal lascia sfilare, indirizza sul secondo palo. Ottima giocata di Mauro Canal, ma né De Oliveira né Nem hanno attaccato quella zona di campo. Chiama la pressione alta Fulvio Colini e questa è una chiave molto interessante dal punto di vista tattico, perché come sottolineavamo in precedenza la Fortitudo aveva iniziato con il portiere di movimento questa partita e la pressione di Colini serve anche a questo, cioè ad evitare che Ceppi possa pensare in qualche modo di insistere con il portiere di movimento. Tiaghigno, Miguel Angelo, pallone per Molitierno che alza la testa, prova a trovare lungo Dudu. Nem con il piattone concede la touche, usando un sinonimo rugbyistico alla Fortitudo. Dudu scambia con Tiaghigno, Tony Dandella, De Oliveira, pallone riconquistato dall'Eco City. Micheletto pensa per un attimo all'imbucata, poi la effettua adesso su Mauro Canale che indirizza sul secondo palo. Dudu alza questo campanile, anche lui a metterla in rimessa laterale. 17 minuti e 48 secondi, non cambia il punteggio al Pala Lavinium in questo derby. Tony Dandel dentro da Julio de Oliveira, fa buona guardia Dudu che riesce anche a far uscire il pallone per Tiaghigno, chiuso da Canal che se lo trascina però nel tentativo del dribbling in banda in rimessa laterale. Dudu, Canal, De Oliveira la lascia lì per Micheletto, Molitierno ed il palo a negare il 3-0 a Micheletto.
che ci riprova ancora 2 volte Micheletto, 2 deviazioni, gli arbitri che hanno assegnato l'angolo, 2 deviazioni, una di Moliterno sul palo, l'altra non abbiamo capito di chi, ma Micheletto ad un passo 2 volte dal 3-0. Tony Dandel, De Oliveira con il petto solo per un attimo Tiaghigno, Canal, Tony Dandel non riesce a trovare De Oliveira che chiedeva una trattenuta di Dudu, le mani di Moliterno che va a lungo da Michelangelo, ha riconquistato il possesso Lecco City da Borda, Barrichello, occhio qui che Dudu era già ammonito, arriva in ritardo su De Oliveira, secondo cartellino giallo ed espulsione per Dudu, tegola pesantissima sulla testa della Fortitudo. Dudu che ha provato ad andare in anticipo su De Oliveira, non ha trovato il pallone, ma le gambe dell'avversario, è arrivato il secondo cartellino giallo. Adesso inferiorità numerica, ma soprattutto una pesantissima rotazione in meno per la Fortitudo. Vediamo se riuscirà ad approfittarne Lecco City, che è avanti di 2 gol e un uomo almeno per i prossimi 2 minuti, o meno se dovesse andare a segno prima. Micheletto la lascia lì per Barrichello, Micheletto, Barrichello, Barrichello va da Micheletto che finta la conclusione, trova De Oliveira che indirizza sul palo lungo e colpisce il legno, e poi il salvataggio sulla linea da parte di Matteus, 2 volte ancora vicinissimo al gol del 3-0 il Genzano, che può insistere con questo calcio d'angolo. Occhio qui alla splendida conclusione di Micheletto, pallone sulla traversa e poi toccato quasi involontariamente da Moliterno. Che sassata di Micheletto, poi De Oliveira prova ad imbucare per Nem, 2 legni nel giro di 20 secondi per Lecco City. Subito time out chiamato da David Ceppi. Barrichello porta il pallone, calcia, trova attento Moliterno, Tiaghigno prova a ripartire, deve provare a far passare più secondi possibili, riesce a guadagnarsi una rimessa laterale, momento in cui la Fortitudo deve stringere i denti. È stata anche un po' aiutata dalla fortuna la squadra di David Ceppi con 2 legni consecutivi, clamoroso davvero quello colpito da Micheletto. Moliterno lungo, Matteus è l'ultimo a toccare e la rimessa sarà in favore dell'Lecco City. Provato ad appropriarsi di questa rimessa Matteus. Ceppi che ha chiamato il time out, che però non può concretizzarsi ancora perché il possesso è sempre dell'Lecco City, che attacca con l'uomo in più. Barrichello, Micheletto, De Oliveira transita per i piedi di Matteus Barrichello. De Oliveira, Nem non ha luce per calciare, va da Micheletto che apre il sinistro. La conclusione di Micheletto era diventata un assist dopo la deviazione per Nem. Micheletto qui si scontra e si ostacola con Nem. Ossigeno puro per la Fortitudo. De Oliveira, uno degli ultimi possessi con l'uomo in più per Lecco City. Nem, Barrichello, va da De Oliveira che calcia
conclusione deviata da Tiaguinho e che si infrange alle spalle di Moliterno. Alla fine, in qualche modo, dopo aver colpito due pali, va a segno Lecco City. 15 minuti 32 secondi, Lecco City cala il tris con la doppietta di Julio de Oliveira. Andiamo a rivedere il gol del 3-0, la deviazione sfortunata di Tiaguinho. Ceppi che forse deve aver rinunciato al time out, perché adesso il possesso è proprio per la Fortitudo. È chiaro che sotto di 3 gol, con Dudu espulso, situazione che si fa drammatica per la squadra allenata da David Ceppi. Moliterno lungo, non riesce a trovare Lara, pallone che sfila docile oltre la linea di fondo. Micheletto dentro il pallone per Barra, l'uscita di Moliterno che allunga in rimessa laterale. 15 esatti da giocare, tanto tempo a disposizione per la Fortitudo. È chiaro che bisognerà valutare le energie psicofisiche della formazione oggi in maglia rossa. Micheletto dentro il pallone per Federico Barra, Barrichello, Taborda rientra sul destro e calcia. Altra pallonata, l'ennesima di questa partita, presa da Mateus. Campo per Binzaro. È chiaro che adesso ha bisogno disperatamente di allungare le rotazioni David Ceppi dentro uno dei prodotti del settore giovanile della Fortitudo. Moliterno al limite della sua area di rigore, il pallone è buono per Barrichello. Micheletto pressato da Binzaro, bravo il numero 6. Arrivano anche gli applausi di incoraggiamento da parte di David Ceppi. Taborda dentro il pallone, Mateus in anticipo su Barra, ma si fionda sulla seconda palla Pablo Taborda, che alla fine si trascina la sfera in rimessa laterale. Poi gesto di sportività con Mateus. Lara, un paio di finte per provare a trovare un po' di luce per calciare, alla fine ci riesce, pallone che colpisce forse il palo esterno, non inquadra comunque lo specchio della porta Matilara. E adesso una Fortitudo in versione quasi Mission Impossible qui al Pala Lavinium. Finisce a terra Mateus, che in qualche modo riesce a fermare il pallone imbucato e destinato a Federico Barra. Rimessa laterale Lecco City. Barrichello, Taborda, Lara, anzi Barra, non Lara, chiedo scusa. Cambia poco perché la rimessa laterale sarà in favore dell'Lecco City, che perde un po' di campo ma rimane comunque in possesso. Eccolo, Barra fermato da Mateus. Bueno, Binzaro, Bueno, Mateus, finisce a terra il numero 26, non c'è fallo di Barra e allora Binzaro va da Mateus, che prende la corsia centrale, la lascia lì per Lorenzo Bueno. Binzaro dentro da Mateus, anticipato da Barrichello, che può spingere la controtransizione. Taborda ha spazio per aprire il destro, lo fa. C'è stata la deviazione di Lorenzo Bueno,
Sarà corner per l'Eco City. Barrichello 1 contro 1, salta secco Matilara, serve Taborda che prova a tornare da Barrichello che di tocco va da Taborda. Barra prova a dare ossigeno alla sua manovra all'Eco City. Le finte di Nem che salta secco il suo avversario e poi Moliterno attento sul primo palo. Ottima giocata in 1 contro 1 di Nem. Attentissimo però Moliterno sul suo palo. Nem imbuca dentro, si ritrova lì il pallone Barrichello che non riesce a spingerlo in porta. Sulla panchina della Fortitudo intanto si intravedono un paio di magliette bianche da portiere di movimento. Vediamo se David Ceppi vorrà in qualche modo provare a fare all-in. Lo slalom di Tiaghigno, circondato anche Lara, l'ultimo tocco è di Nem. Pinzaro, Lara, Tiaghigno, sbaglia il pallone di ritorno per Michelangelo, sarà ancora rimessa Eco City. Taborda lascia sfilare in rimessa laterale, non ha fretta ovviamente adesso la squadra di Collini che può giocare col cronometro. 12 minuti, 6 secondi da vivere insieme qui al Palalavinium prima della sirena conclusiva di questa partita. Qui Nem calcia in avanti questo pallone, non trova nessuno dei suoi compagni di squadra, rimessa Fortitudo con Tiaghigno che va da Moliterno in avanti per Michelangelo, pressato da Tony Dandel. Buona difesa del pallone di Michelangelo che subisce alle spalle la spinta di Tony Dandel e si guadagna il calcio di punizione. 11 minuti 53 secondi. Chiaro che tempo a disposizione c'è per la Fortitudo per provare a trovare un guizzo e ritrovare anche un po' l'inerzia di questa partita. Iniziano a mancare un po' anche le energie però alla squadra allenata da David Ceppi, che lo ricordiamo deve far fronte alle assenze pesanti di Raubo, ancora lungodegente, ma soprattutto di Lucero. Tony Dandel, Tony Dandel, Canal dentro da Julio de Oliveira, adesso muove il pallone l'Eco City per far correre e stancare ulteriormente la Fortitudo. Tony Dandel in buca, Michelangelo, poi Tiaghigno. Michelangelo, vediamo se e quando David Ceppi proverà a giocarsi il portiere di movimento. Occhio qui al rischio di palla persa che non si concretizza per l'intervento in scivolata di Michelangelo che prova a sprintare, viene chiuso da Nem in rimessa laterale. Situazione per la Fortitudo che si è fatta ancora più difficile dopo il secondo giallo e conseguente cartellino rosso a Dudu, che è ancora lì nel tunnel degli spogliatoi a provare a dare sostegno alla sua squadra. Mentre ci avviciniamo a grandi passi alla metà del secondo tempo. 3-0 Eco City, 2 gol nel primo tempo. Nem e De Oliveira e poi ancora De Oliveira a timbrare il cartellino. Terzo gol consecutivo per Julio De Oliveira. Eccolo il time out chiamato da David Ceppi. Alla ripresa sarà portiere di movimento con Matteus che sta indossando la maglia bianca. Era abbondantemente pronosticabile e prevedibile questa mossa di David Ceppi. È chiaro che non ha veramente più nulla da perdere la Fortitudo. E vediamo se magari con il portiere di movimento riuscirà a mettere qualche granello di sabbia negli ingranaggi dell'Eco City.
Fine del time out, Matteus in campo, lo avevamo detto, da portiere di movimento insieme a Lara, Tiaguinho, Bueno e Miguel Angelo. De Oliveira, Canal, Nem e Tony Dandel per le Cositi. Qui subito sbagliato però il pallone, non torna neanche Moliterno tra i pali. Rimane Matteus a presidiare la porta della Fortitudo. Nem, Canal, Nem pressato da Miguel Angelo. Eccolo adesso Matteus che lascia il campo a Moliterno. Pallone in avanti, Bueno di testa. Tiaguinho perfeziona il recupero di palla, poi un raddoppio, pallone che sbuca buono per Julio De Oliveira che senza neanche controllare prova a scagliare forte il destro dritto per dritto, non c'entra però lo specchio di porta. Julio De Oliveira. Lara perde il pallone nel duello con Felipe Tony Dandel, altro lancio lungo con De Oliveira che stavolta di testa ha provato a girarla in porta. Moliterno, Bueno, va da Matilara. Tiaguinho, torna in campo Matteus da portiere di movimento. Lo slalom di Tiaguinho che prova a saltare la prima linea di pressione delle Cositi, che adesso si risistema dietro. Forse il primo vero attacco con il portiere di movimento in campo per la Fortitudo. Bueno, Miguel Angelo, Matteus, Bueno prova a farsi sentire il pubblico del Palalavenium. Matteus, Miguel Angelo, ancora per Matteus, cambio di lato, Miguel Angelo sbaglia qui la Fortitudo e Canal non riesce da centrocampo ad indirizzare verso lo specchio della porta, in quel momento completamente sguarnita della Fortitudo. Torna in campo Moliterno che va da Matilara, si impegna, riesce a tenere in campo il pallone, lo offre a Tiaguinho, un paio di finte ma sempre lì Canal a non concedergli spazio. Lara, il velo per Miguel Angelo, l'idea non era male, è arrivato con un secondo di ritardo Miguel Angelo. Micheletto ad incaricarsi della battuta della rimessa laterale. Canal, corre il cronometro, 9 minuti e poco più da giocare. De Oliveira, doppio scambio con Pablo Taborda che poi da terra ha colpito involontariamente con un braccio il pallone, almeno secondo gli arbitri. Andiamo a rivedere qui la giocata sull'asse De Oliveira-Taborda, del tutto involontario il tocco del capitano dell'Ecocity che era caduto a terra dopo aver calciato il pallone. Lara, pressato da Micheletto, lo salta, offre il pallone a Matteus, se lo è trascinato però in rimessa laterale. Peccato perché non era male questa azione che poteva svilupparsi per la Fortitudo. Piccolo sospiro di sollievo per l'Ecocity che riparte con la rimessa laterale. Micheletto che imbuca da barra, buono il controllo e la difesa del pallone. Micheletto ancora a colpire il palo, non esattamente fortunatissimo Leonardo Micheletto che ha davvero la dinamite nel mancino. Finisce a terra Miguel Angelo, spinto alle spalle da Barrichello. E buon calcio di punizione per la Fortitudo con David Ceppi che però non ributta nella mischia il portiere di movimento, almeno per il momento. Si
Si asciuga il parquet del Pala Lavinium nel punto in cui è terminato a terra Michelangelo. Bueno con il mancino sul punto di battuta. In corsa lunga di Lorenzo Bueno, il fischio degli arbitri, prova ad andare col sinistro, si alza troppo, la conclusione di Bueno, il pallone lungo per Barra che prova ad arpionarlo 2 volte, Molitierno a dire di no a Barra, bravissimo qui Molitierno che poi non riesce a trovare la posizione profonda di Matilara. Taborda, Barra, lascia correre Micheletto, ancora Molitierno da terra a tenere in piedi la Fortitudo. Di Ponto, Taborda, pallone gestito da Barrichello che può puntare in banda, prova a calciare ancora Molitierno in 2 tempi, riesce a togliere il pallone praticamente sulla linea, poi si accascia a terra Lorenzo Bueno. C'è anche tanta stanchezza ovviamente per la Fortitudo. Protagonista di questo spezzone di gara è sicuramente Molitierno. Barra restituisce sportivamente il pallone alla Fortitudo. Le mani di Molitierno, 7 minuti 44 secondi da giocare. Lara, Michelangelo, tocco con l'esterno ad eludere la pressione di Micheletto. Torna Matteus da portiere di movimento, ma sale forte anche la pressione dell'Eco City. Lara circondato, prova a liberarsi del pallone riconquistato da Barrichello, chiuso, non riesce a calciare. Taborda trova Micheletto, c'è Tiaghigno in porta, pallone per un attimo salvato da Tiaghigno e poi rovesciata Michelangelo, salvataggio clamoroso del giocatore della Fortitudo. Mamma mia che giocata di Michelangelo, speriamo di poterla rivedere perché eroico davvero Michelangelo, che si è anche fatto male nel salvataggio sulla linea. Veramente un capolavoro di Michelangelo che ha evitato il gol del 4-0, che ha sfiorato a più riprese l'Eco City. Andiamo a rivedere, già Tiaghigno aveva fatto una gran parata in spaccata su Barra. Rimessa laterale per l'Eco City. Barrichello non ha fretta, tocca il pallone a metà strada tra Micheletto e Taborda, riconquista la Fortitudo. Lara prova ad andarsene, chiuso da Micheletto, non c'è fallo. Rimessa laterale già battuta dai ragazzi di Fulvio Golini, è rimasto a terra Lara che ha perso un giro in difesa. Riesce a tamponare comunque la Fortitudo, che adesso ha 2 under in campo contemporaneamente. Qui Binzaru prova ad allacciarsi a Micheletto, campo anche per Simone Silveri, classe 2006. Fuori Micheletto, torna Nemma, 6:43 da giocare. Nemma
Taborda transita ancora per i piedi di Nemma. Eccolo Pablo Taborda, l'imbucata dentro per Barrichello che difende e si appoggia ancora sul suo capitano Nemma. Barrichello, alza il pallone Barrichello, c'è stato un tocco da parte di Silveri, anzi no, rimessa laterale per la Fortitudo, ci scusiamo, c'era sembrato di vedere un tocco da parte del classe 2006 di David Ceppi. Michelangelo riesce a difendere il pallone, Mateus poi finisce a terra Michelangelo, alla fine ha commesso fallo Barrichello. È rimasto a terra Mateus. Adesso fuori Barrichello, torna Mauro Canalla. Si asciuga il parquet del Pala Lavenium, Moliterno fuori, Matteus dentro da portiere di movimento. Michelangelo, buono Michelangelo. Porta il pallone Lorenzo Bueno, poi lo imbuca per Tiaghigno, ma arriva puntuale la chiusura dell'Eco City, la rimessa laterale che sarà in favore della Fortitudo. Poco più di 5,5, 3 gol di vantaggio, sempre per l'Eco City. Nemme de Oliveira nel primo tempo, poi ancora Julio de Oliveira nel secondo. Nel mezzo però anche ben 4 legni colpiti dall'Eco City. Michelangelo, Bueno, ancora per Michelangelo, porta il pallone Lorenzo Bueno, ma non riesce a guadagnare campo la Fortitudo e adesso sale forte la pressione dell'Eco City, che rispedisce al mittente la squadra di David Ceppi. Fuori Mateus, torna Moliterno. Sarà rimessa laterale, non dal fondo come segnalato dagli arbitri. Allora Matilara va a prendere il pallone ad incaricarsi della battuta. L'imbucata dentro per Michelangelo, chiedeva un tocco con il braccio Colini, alla fine il fischio arriva ma per un fallo di Tony Dandella alle spalle di Michelangelo. Attenzione perché è il quinto fallo dell'Eco City. Nuovamente campo per Mateus da portiere di movimento. Siamo nel momento forse più importante di questa partita, perché c'è da capire se la Fortitudo riuscirà a trovare un guizzo per tornare sotto o se l'Eco City andrà a pescare quello che sarebbe a tutti gli effetti il colpo del KO in questo derby. Michelangelo prova a liberare il destro, grandissima parata di Edo Di Ponto sul destro di Michelangelo, paratona di Di Ponto. Bueno, Michelangelo ancora per Bueno che si sposta il pallone. Mateus, serve Tiaghigno, ancora Di Ponto a salvare l'Eco City. Doppia grande parata da parte di Di Ponto, ma ci prova la Fortitudo. Michelangelo, Bueno, Michelangelo invita i suoi alla calma, vuole ragionare il numero 14. Bueno,
Michelangelo, anticipato da Canalla che tocca il pallone che sfila, sarà rimessa dal fondo. Fuori Moliterno, anzi fuori Matteus, torna Moliterno per la Fortitudo. 4 minuti da giocare e da vivere in questo derby. Nuovamente campo per Matteus in maglia bianca da portiere di movimento. Bueno porta il pallone, calcia Bueno in diagonale, non c'era Tiaghegno pronto lì sul secondo palo. Tony Dandella cerca la giocata su Matilara che lo ferma ma non riesce ad evitare la rimessa laterale. A 3 minuti e 38 secondi dalla fine si fa sempre più dura la missione per la Fortitudo. Occhio qui a Tony Dandel che calcia con il destro e probabilmente mette il sigillo a questo derby. Pallone all'incrocio dei pali, ha provato ad arrivarci Moliterno. 3 minuti 30 secondi. Poker Eco City con il destro di Felipe Tony Dandella. Arriva un altro cartellino giallo per un membro della panchina della Fortitudo che poi viene espulso. Forse il massaggiatore Teriaca. Adesso la Fortitudo però non deve commettere l'errore di lasciarsi innervosire e pregiudicare in un certo senso anche le prossime partite, perché c'è già la spada di Damocle del rosso a Dudu. Le rotazioni sono già corte, quelle a disposizione di David Ceppi. Michelangelo, ovviamente sempre portiere di movimento in campo per la Fortitudo, che comunque non vuole mollare. Michelangelo, Bueno, si fanno sentire anche i tifosi dell'Eco City arrivati al Pala Lavinium per questo derby. Matteus, Tiaghigno, Michelangelo. Torna da Matteus. Lara forte sul primo palo e lì ad aspettarlo Edo Di Ponto che non si scompone. 2 minuti e 54 secondi, continua ad applaudire i suoi, almeno per la voglia che stanno comunque mettendo in questo derby, nonostante le difficoltà, nonostante il punteggio, nonostante le rotazioni ridotte. David Ceppi, Matteus, Michelangelo. Matteus torna da Michelangelo. Sempre possesso per la Fortitudo, ma corre il cronometro, 2,5 da giocare. Tiaghigno, pallone che sbuca buono per Matteus e ancora Di Ponto. Paratona di Edoardo Di Ponto sul piattone di Matteus. Che grande parata questa di Edoardo Di Ponto. Sarà corner per la Fortitudo. Pallone che era sbucato, buono per Matteus.
ha aperto il piattone, l'ha indirizzato sul palo lungo, ha trovato un super Edoardo Di Ponto. Secondo grande intervento in questa ripresa per Di Ponto, lanciato titolare al posto di Stefano Mammarella. Di sicuro l'Ecocity non ha un problema portieri, che avere Di Ponto come secondo è veramente un lusso. Matteus, Michelangelo, Bueno, Matteus sempre in campo da portiere di movimento fino alla fine con orgoglio, comunque la Fortitudo. Tiaghigno, Bueno, Michelangelo, Matteus e ancora Michelangelo. Sempre la Fortitudo a muovere il pallone. Michelangelo lo porta, lo calcia col sinistro. A quel punto si chiudono. Gastaldo appena entrato in campo insieme a Matteus Barrichello. Minuti anche per Emiliano Gastaldo in maglia Ecocity. Matteus, Michelangelo, Bueno, Tiaghigno e ancora Lorenzo Bueno. Muove il pallone la Fortitudo, che però non riesce a costruirsi vantaggi nonostante l'uomo in più. Michelangelo, alla fine il campo termina. Rimessa laterale, 1:17. Si è anche fatto male Michelangelo, problema di crampi per il giocatore della Fortitudo. L'avevamo detto, la stanchezza poteva diventare un fattore in questo secondo tempo. Emblematico Michelangelo fermo e bloccato dai crampi. De Oliveira difende, non ha fretta di affondare e offre il pallone a Canal. Barrichello 1 contro 1 su Tiaghigno, calcia e colpisce il quinto legno di serata per l'Ecocity. Andiamo a rivedere la giocata di Matteus Barrichello. Qui occhi al pallone perso. De Oliveira è solo. Molitierno esce e mura la conclusione di De Oliveira. La giocata di Lara che prova a saltare proprio Julio De Oliveira. Alla fine Binzaro è bravo a prendersi la rimessa laterale. Ultimi 40 secondi di derby. Cepi rinuncia ormai al portiere di movimento, anzi no, rimette in campo Matteus. Ci vuole comunque provare fino alla fine. Bueno, Matteus, pallone sul sinistro, conclusione di Matteus. Matteus che ormai rimane in porta. È chiaro che aspettiamo solamente la sirena a sancire la fine di questo derby, con Gastaldo che congela lì il pallone, non affonda. Ultimi 10 secondi, finisce così. Ritrova la vittoria l'Ecocity, che batte 4-0 la Fortitudo in questo derby. 2 gol per tempo a decidere la partita. Sale a quota 6 punti in classifica la squadra allenata da Fulvio Colini. Tante difficoltà per la Fortitudo, rotazioni limitate, l'espulsione di Dudu, i crampi di Michelangelo. È chiaro che non sarà facile per Cepi ricostruire nelle prossime settimane anche la fiducia che sta un po' venendo a mancare alla Fortitudo. È tutto dalla Pala Lavinium di Pomezia. Ribadiamo semplicemente il punteggio finale: l'Ecocity batte 4-0 la Fortitudo. Grazie per essere stati in nostra compagnia, un saluto e un buon proseguimento di serata da Mattia Esposito.